in quasi tutto il girone d'andata, poi il successo 3-0 con la Sampdoria, che è stata la vera sliding door stagionale. Già battuta, Janocki mandata a sfidare in 1 contro 2 le giocatrici avversarie, altro pallone basso, Catena al limite, prova a calciare Catena, Duran che taglia la strada a Tortelli, difende il pallone e cerca compagni, arriva Fischer che lascia Dorsi, che era il palla al centro, il colpo di testa e la chiusura all'ultimo dietro la linea della palla più che cercarla subito. Fischer, appoggio per Brustia, Dont prova a passare, ci riesce, entra in area di rigore, ancora Dont, va fino in fondo, il cross al centro, Davila Figes, 1-0 Sassuolo, passa la squadra di Rossi al 35esimo minuto, e ancora in gol la belga, al secondo consecutivo in campionato, dopo quello alla Lazio. Qui la festa del gruppo nero-verde, rivediamo Dont, bravissima a slittare via Tortelli che pensava di averla chiusa, le riesce a sorpassarla, poi cross, Janocki vicino a lei, appoggio, Bredgard molto coinvolta, poco incisiva sino ad ora, Catena, attenzione, va giù, calcio di rigore per la Fiorentina al 42esimo minuto. Vediamo da qui la replay con Catena che passa, Mella che probabilmente pensa, sì, così è, di entrare in possesso, colpisce in pieno Catena, quindi calcio di rigore, Severini sul pallone, quarto rigore nel campionato della Fiorentina, li ha battuti sino ad ora tutti Bocchete, ora tocca ad Emma Severini che parte con il destro e fa 1-1 al 43esimo, rimette le cose in parità la Fiorentina con Emma Severini che si mette sulle spalle la squadra andando ad... che ora va al cross, Finstrestrand per la seconda volta non si fida di bloccare il pallone, poi la palla al centro e dal nulla ancora una volta lo sguardo della 15 che chiama lo schema, palla sul secondo palo, Balisager cerca il primo gol con la maglia della Fiorentina, appuntamento rimandato. Tra l'altro l'attaccante di Perth è a 99 gol in Serie A, sarebbe la prima straniera a fare 100. Qui Bredgard invece cerca di fare 3, passando con questo grande dribbling, poi sinistro al palo. A un passo dal 2-1 la Fiorentina. Vediamo, rientra, finta, manda a vuoto completamente Orsi. E poi sorpassa il tuffo di Duran, il suo pallone. Trova però al quindi Missipò a campo, un 3 contro 4, Cleland al centro Sabatino, sul secondo palo Brustia, Cleland sfida Balisager, Cleland con il destro, in qualche modo Finstrestrand, appoggio corto, Filigens di prima, trova Monterubbiano che si gira, da lì può calciare, prova con il destro, Finstrestrand, si era liberata bene al tiro, poi al momento di calciare Monterubbiano difende, non è finita. Chiusura di Cagliazzo, Janocki con il sinistro al volo, colpisce male ma c'è deviazione, calcio d'angolo. Quando entriamo nell'ultimo minuto di gioco, poi sarà solo recupero. Fischiato in bocca per Nigro, ultima possibilità, Cleland calcia sull'avversaria, fischia 3 volte Nigro, è finita, 1-1 tra Fiorentina e Sassuolo. Nel posticipo della 15ª giornata, un pareggio tutto sommato giusto, la Fiorentina